Dopo Cona, anche a Vicenza, la protesta dei richiedenti asilo. Un centinaio di migranti in corteo questa mattina per manifestare contro le condizioni in cui vivono nei locali di Via Trento. La rabbia dei 150 profughi alloggiati al Baronio è scoppiata questa mattina. Accade il giorno dopo la rivolta di Cona, nel veneziano, dove è morta una giovane ivoriana. Ed è stata questa probabilmente la scintilla che ha fatto scendere in corteo gli ospiti della struttura di Viale Trento. Una protesta legata alle condizioni di vita. Lamentano mancanza di igiene, alimentazione e vestiario. Il primo problema è mangiare no buono. Da quando io sono in Italia da 9 mesi. Da 9 mesi solo una vestiti, questo è non buono. Una situazione che ha portato i richiedenti asilo a presentarsi davanti alla caserma Sasso con cartelli eloquenti sulle loro condizioni di vita. C'è tante persone in camera, 11 persone in camera, una sola camera. Mangiare non bene, acqua non bene, buono. Cartelli contro il referente dell'Associazione Mediterraneo che sta gestendo la loro ospitalità.